antipsicotica per una migliore autoefficacia e autostima, con relatore la dottoressa Carla Paparotto, che ci presenta, ci dice due parole di introduzione. Allora, Modester ha condotto questo lavoro di tesi relativo all'inserimento lavorativo di una paziente con psicosi che in passato aveva già avuto esperienze di inserimenti lavorativi però tutti con esito negativo. Quindi lei ci presenta questo progetto all'interno di un progetto riabilitativo più complessivo e adesso sentiamo appunto i risultati in termini di autoefficacia e autostima per questa persona. Bene, prego. I temi principali che accompagnano la mia tesi sono due. Uno è l'inserimento lavorativo, visto non solo come mezzo per affrontare situazioni economiche difficili o difficoltà sociali, ma anche per migliorare aspetti psicologici quali l'autoefficacia e l'autostima. L'altro tema che permea la mia tesi è l'attenzione necessaria posta sulla valutazione e la conoscenza del caso necessari per poter... Ho visto che il partito di casa si è troppo tardi. Non è caduto da quella parte. Sono stato io. Ma per la sicurezza. Se tavoli in pendenza. Lo vedo. Però magari la prima Da bagno, aprile, fine aprile che pioveva, con gli slip con la pioggia in piazza Primo Maggio che c'era le giostre. Allora, siamo qui a concludere questo vostro ciclo di studi faticato ma meritatamente giunto appunto al termine. La Commissione ha sentito le vostre tesi, ovviamente le ha valutate, ha valutato anche il vostro curriculum di studi e ha approvato innanzitutto, e questo vale per tutti, il vostro esame di laurea. Vi dico adesso i voti finali, uno per uno. Allora, Esther Amore ha ottenuto in totale 110 su 110. Dalla legge sul mandato del rettore di questa università vi proclamo tutti dottori in educazione professionale. Complimenti. Gli confetti, fai lei nella scambiata. No, sembra un matrimonio. Sì, veramente. Facciamo una foto con mamma e papà e sorella. Aspettate. Aiuto! La dottoressa. Così. Mi mancava la spalla, oh! Bello, tira su, tira su! No, che su, tira, raga, su! No, ma giro, Avviciniamoci. Avvicinatevi, se no poi non sentite. Avviciniamoci. Mamma che lungo, ragazzi. Vai, falla cominciare. Università degli Studi Uniti. C'è una bottiglia? Facoltà di medicina no. Vai. ma è vinta! Facoltà di medicina e chirurgia, scienze della formazione. Corso educativo. che- Sono un'educatrice. Non c'è scritto! Adesso sbagli apposta. Allora, a Pozzallo la cicogna è passata il 3 gennaio, a Ragusa a Terrazzo. No, è il 3 gennaio, bello. 4. Piccola. Il 3 gennaio c'è stato un altro evento. Concemeli, non so quale, Concemeli ha una sister per Debbie han pensato e 9 mesi dopo un fagottino han portato.
La mamma molti dolori ha dovuto sopportare perché con il culo Esther è voluta arrivare. Dicono che tanto mangiava e per questo la taglia sempre aumentava. Vedi, mi fido io. Dati con misure più forniva per contenere la piccola diva. Grazie. Ma non Ma perché beve adesso? Sa già come va. Da quel momento, quando piangeva al suolo, Esther si infrangeva, il respiro puntualmente le mancava e a terra in un attimo andava. No, ferma! Dai, Dai, che si fa la pipì addosso! Uno, via! Uno, due, Dai, tre, quattro, E 6, Guarda dietro, e 7, 4, 3, e 9, e 10, e 11. Ma cos'è la clementina? Sì, hai mangiato la puzza? fuori, fuori! Dai, non è finito! Io sono molto contenta di questa giornata perché con me ci sono tutte le persone a cui voglio più bene. Dai, sono Vi ringrazio tanto di essere qua e di aver sopportato la lunga attesa, però è stata